Benvenuti a questa puntata di Soundtrack City. Questa volta è una puntata dovuta, insomma, non potevamo non farla, una puntata dedicata a Morricone. Già dal titolo noi volevamo fare una sorta di manifesto di intenti. Il titolo è Chiedi chi era Morricone. Ebbene, l'abbiamo chiesto chi era Morricone a musicisti, nel senso di strumentisti, e a compositori. Abbiamo scelto una linea non celebrativa, ma una linea invece più quasi confidenziale, parlando di Morricone con quegli strumentisti con cui lui ha condiviso parecchio della sua carriera e della sua attività e che quindi che l'hanno seguito o nei live o in studi di registrazione per le varie colonne sonore, che quindi lo conoscono bene. E poi abbiamo intervistato, abbiamo chiesto a 3 compositori, solo a 3 compositori, se no avremmo dovuto fare una puntata che durava un paio di giorni, e abbiamo scelto quelli che hanno vinto quest'anno i premi musicali cinematografici, ovvero il David Donatello, i Nastri d'Argento e il Globo d'Oro. Vorrei dire solo una cosa, da tutti i ricordi trapela un Morricone, e chi lo conosce lo sa, insomma, che era piuttosto tagliente, piuttosto sagace. Qualcuno ne parla di lui in termini di persona comunque scorbutica, spigolosa e via dicendo. In realtà poi c'era il piacere della battuta che aveva, così romano come senso, insomma. E vedo che nonostante non abbiamo assolutamente, abbiamo chiesto dei contributi liberi a questi personaggi che vedrete, vedete che tutti quanti il minimo comune denominatore ce l'hanno, e cioè è sulla spigolosità, sul piacere della battuta del personaggio Morricone. Io lascerei parlare a questo punto Massimo Privitera di Colonne Sonore. Un po' spiegaci chi sono questi ospiti di questa nostra puntata. Allora, ciao a tutti, e come dicevi tu Marco, abbiamo scelto questi 3 compositori, questi 2 musicisti e poi un fonico, che sono stati veramente, soprattutto gli ultimi 3, a stretto contatto con Morricone, i 3 compositori comunque hanno avuto come ispirazione o come anche modo di approcciarsi alla musica nella loro carriera un qualcosa a che fare con il maestro Ennio Morricone. Il primo è Pasquale Catalano, che è fresco vincitore del Nastro d'Argento per la colonna sonora della Dea Fortuna, che ci ha raccontato perché Morricone è entrato nella sua vita, anche se non l'ha conosciuto poi personalmente, ci ha avuto a che fare, diciamo, da un punto di vista professionale. Idem Pericle Oderna, che ha appena vinto il Globo d'Oro per Picciridda, e anche lui è stato ispirato tra l'altro dalla musica colta, non dalle colonne sonore. La nuova consonanza, lo dirà. Lo dirà, anche caso unico e raro, Sì, di solito, per quello che comunque abbiamo avuto a che fare noi. Poi Leandro Piccioni, che in realtà è un compositore che ha vinto con l'orchestra di Piazza Vittorio per le musiche, il Davide Donatello per le musiche di Il Flauto Magico, e che invece è stato un musicista che ha suonato con Morricone nei concerti live e anche nelle registrazioni delle colonne sonore. E come lui, Pierluigi Pietroniro, che è stato il violinista per molti anni di Morricone nei live e nelle recording session. Tra l'altro ha suonato in C'era una volta in America quando aveva 18 anni e nella Leggenda del Pianista sull'Oceano, quindi 2 colonne sonore intramontabili e iconiche del maestro Morricone. E come lui Nello Salsa, che l'ha accompagnato come trombettista in tantissimi live e in tantissime colonne sonore, tra cui Nuovo Cinema Paradiso, altro capolavoro di Morricone. E non ultimo avremo Marco Streccioni, che è stato il fonico di molteplici colonne sonore del maestro. Quindi credo che abbiamo un parterre di personaggi che chi in un modo, chi nell'altro ha avuto a che fare con questo grande genio che purtroppo ci ha lasciati. E come dicevi tu, lo ricorderanno in maniera, e lo ricordano in maniera molto anche divertente, divertita e personale.
E allora via, iniziamo ad ascoltare tutti i contributi di questa puntata di Chiedi chi era Morricone. Grazie Massimo, noi ci vediamo dopo alla fine. Salve, sono Leandro Piccioni. Mi è stato chiesto di dire qualcosa su Ennio Morricone, qualcosa di leggero, di qualche aneddoto che io posso ricordare dopo 20 anni di collaborazioni e tantissimi concerti in giro per il mondo come pianista, solista e tastierista con lui. Ce ne sarebbero ovviamente tantissimi. Mi viene in mente quella volta che dietro al palco mi disse che si sentiva teso ed emozionato ogni volta come se fosse la prima. Questo mi confortava perché lo ero anch'io. Il fatto che ritenesse Johann Sebastian Bach il padre eterno dei musicisti mi faceva molto molto piacere, detto da lui, perché è un musicista che io amo moltissimo e che suono spesso. E tra l'altro gli faceva molto piacere quando in prova succedeva che accennassi qualcosa di Bach. E più di una volta mi diceva no, non smettere, non smettere. E poi il fatto che c'erano alcune particolarità della nostra esistenza e che ci raccontavamo, gli inizi con la tromba come strumento musicale e il militare nella banda dei Granatieri di Sardegna, ovviamente con almeno 30 anni di differenza, la passione per gli scacchi, Ennio era notoriamente un abile giocatore di scacchi, e la Roma come squadra del cuore. Quindi c'erano tanti argomenti di cui parlare a parte la musica. E poi una volta, ecco l'ultima cosa che dico, vedo che siamo quasi a 2 minuti, mi fece un grandissimo complimento, a modo suo e molto particolare. Mi regalò un bel libro di scacchi e mi fece una dedica e scrisse a Leandro con l'augurio di diventare un grande maestro, puntini puntini, di scacchi, perché di musica lo sei già. Io lo abbracciai e lo ringraziai moltissimo e lo faccio ancora qui. Grazie Ennio, grazie grandissimo maestro. Carissimi Massimo Privitera e Marco Testoni, grazie per questo invito totalmente inaspettato e che mi imbarazza anche un pochino. Sono reduce da un pellegrinaggio al luogo di sepoltura del maestro e sono ancora di più sconcertato, ecco, quindi ci tengo a sottolinearlo. Cosa dire del maestro? Qualsiasi cosa del maestro alla fine è grande. Era una persona di una semplicità, è una persona di una semplicità perché io di lui non riesco a parlare al passato, non riuscirò mai a parlarne al passato. È una persona di una semplicità totale, assoluta e che è propria solo dei grandi personaggi. Maestro, evito di parlarne a livello compositivo e creativo, seppure mi piace sempre ricordare una sua battuta che fotografava il Morricone pensiero, dice il maestro, che cos'è l'ispirazione quando lei crea? La creazione è 10% ispirazione, il 90% traspirazione, lavoro, sudore, questo intendeva, quindi in questo si racchiude già il Morricone pensiero. Mi piace parlare dell'uomo, della persona che ha voluto accogliermi come uno di famiglia, nella sua famiglia, con la sua famiglia, amico dei figli, amico della moglie, ospitato a casa loro per incontri di piacere e di lavoro e sono cose incredibili perché la semplicità di quella famiglia era
più vicina alla normalità, e lo hanno dimostrato ancora qui in questo momento così intenso e delicato. Il maestro, che voleva che lo chiamassi Ennio, ma io con grande difficoltà accettai, ma mi imbarazzava, e quindi era un tu filosofico, quello che pensavo quando gli dicevo Ennio, ma non era ti do del tuo, era quel io filosofico, appunto, che apparteneva ai grandi, veramente. E il maestro che detestava il colore viola, io che invece lo amo, e spesso lo indosso quando mi incontrava ai turni di registrazione, alle prove dei concerti, non mi salutava, stringeva sempre la mano, ciao, come stai, la moglie, i figli come stanno, che fanno? Se avevo una maglia, una camicia, un pantalone viola, le scarpe viola, perché ho anche quelle, non mi salutava. E quindi questo è una piccola cosa divertente. Cani che abbaiano. E cosa dire? Era una persona che anche che racchiudeva in assoluto l'anima romana, la sagacità del romano, del popolano. E non penso di essere irriverente, ma chi lo ha conosciuto sa a che tipo di spirito mi riferisco, e chi ha frequentato soprattutto Roma e la cultura romana può capire. A Roma la parolaccia non è una parolaccia, è un respiro, è un intercalare, come dire. Facevamo le prove di un concerto di questi giganteschi di piazza, eravamo, mi sembra, al Circo Massimo, e lui doveva fare un solo brano, era il tema di Deborah, c'erano volte in America, e pronti per fare una prova per la fonica, per le videocamere, per tutto quanto, eccetera, si avvicinò un fonico giovane di palco, così, e che gli disse: maestro, allora può partire, può fare la sua canzone. Il maestro si è girato verso di noi, si è messo gli occhiali, bene, si è avvicinato alla partitura e ha cantato: ma vaffanculo. Non è essere irriverenti, è voler ricordare con un sorriso, con quella romanità che gli era propria, che gli è propria, insisto a parlare con il presente, e che aveva sempre la battuta pronta, sempre la battuta pronta. Non l'ho mai visto restare in silenzio davanti a nessuno. L'ultima parola è stata sempre la sua, fino all'ultimo, fino a quando ci ha regalato quel necrologio che ha spezzato i cuori. E rischio di parlare per ore. Vi saluto, a disposizione, grazie, e grazie per il lavoro che fate, perché è meraviglioso, e questo ve lo dico da autore. Grazie per tutto il lavoro che fate. A presto. Ciao Marco e ciao Massimo. Mi avete chiesto di parlare del maestro Morricone. Vi devo dire, non è facilissimo, a parte il momento, insomma, parlare del maestro Morricone come musicista, a tutto tondo, cioè ogni cosa che faceva la faceva per il verso giusto, se così si può dire, no? Qualsiasi cosa, dalla musica contemporanea appunto alle colonne sonore, per le quali forse è più conosciuto dal grande pubblico, la musica corale, la musica da camera, i concerti scritti per i solisti vari. È secondo me il compositore che ha maggiormente messo insieme, ha crogiolato
tutto quello che è l'assetto compositivo musicale dalla musica antica a quella moderna. In Morricone c'è tutta la storia della musica, gli studi seri, la musica contemporanea, c'è Bach, c'è Mozart, c'è Puccini, no? Come diceva lui, la melodia strappalacrime, sempre però supportata da una grandissima armonia e orchestrazione. E vi devo dire che lavorando tanto in teatro, io ho fatto 32 anni a prima tromba, gli unici compositori che mi hanno fatto questo effetto di pienezza, al di là della melodia, sono proprio Morricone e Puccini. Cioè, estrapolata la melodia, quando provavi un brano di Morricone senza la parte melodica, la parte solistica o la parte del coro, la parte che sia della tromba, del violoncello, mi ha sempre fatto lo stesso effetto di quando tu provi una cosa di Puccini senza le voci, che praticamente con il ritmo, con l'armonia che c'è sotto, si mantiene già una forma a sé stante anche senza la parte melodica, senza quella che poi è il filo conduttore melodico che tutti siamo abituati a sentire. Forse per noi musicisti c'è questo effetto diverso, a noi non è che ci impressiona solo la melodia, che poi insomma la melodia morriconiana ce ne fossero, no? Come diceva lui, strappalacrime. Lui riusciva poi nella musica cinematografica a fare i sync, i sincroni senza l'enfatizzazione, no? Altri avrebbero fatto, ne so, si chiude uno sportello di una macchina in un inseguimento, qualcun altro avrebbe enfatizzato con le percussioni. Ennio invece l'enfatizzazione faceva con l'armonia, col cambio di tonalità, con un cambio di colore. Grossa perdita anche umana. Io poi ho un bellissimo rapporto col maestro e tutto qui, ogni parola è superflua. Vi ringrazio di questo invito che mi avete fatto e vi saluto. Ciao. Io inizierei dalla prima domanda. Sappiamo che, insomma, che per te ha avuto un sapore agrodolce, immagino. Marco, penso che nessuno, ma davvero nessuno, proverà mai quello che io ho provato ieri mattina. Cioè quella notizia nel giorno nel quale tu sei pronto, Sì. felice, arriva e ti sconvolge tutto, e ti fa ripensare a tutto, e ti fa ripensare al lavoro in generale, ti fa ripensare al nostro ruolo, così. Credo che veramente, ora la butto con una battuta, è veramente come fare uscire un film comico l'11 settembre, capito? In Cioè America. tu sei là pronto, sì, a fare e ti arriva questa botta enorme. Devo dire un po' tanta di quella retorica, poi ho sentito durante tutto il giorno che questa cosa un po' devo dire mi stufa, soprattutto rispetto alla persona, non al personaggio pubblico che era Ennio Morricone. Io non mi lanto nessuna conoscenza, lo conoscevo pochissimo, ci siamo visti 2 o 3 volte penso nella vita, però mi sembrava una persona che proprio quello che non cercava era tutto questo interessamento mediatico dai 5 minuti, diciamo, da social. Credo anche che fra 3 giorni verrà dimenticato e quindi diventerà un'altra di quelle cosette da mettere nella casella, capito? Però questo fa parte, diciamo, del gioco mediatico. Forse lui era un'altra cosa, qualcosa di più profondo, qualcosa di più importante, soprattutto importante per noi. Io non so te, ne parlavo prima con Massimo. Alla fine della giornata di ieri, io pure non amo la retorica, però c'avevo addosso un senso di disagio che non riesco bene a comprendere il perché. Non mi è mai capitato con altri artisti. In fondo aveva 90 anni, ha attraversato non so quante Ma generazioni. soprattutto Marco, lui è uno che ha fatto, cioè, come dire, ci sono state 4, 5, 6 grandi svolte nella musica. Sì. Per un compositore il massimo che può succedere è cambiare l'immaginario collettivo su un tipo di visione, su qualcosa. Ed è una cosa che veramente nella storia della musica del cinema
successo 5, 6, 7 volte, e l'ultima volta forse è stata negli anni 80, da allora non c'è una vera novità, ma a Morricone è successo più volte di fare questo. È successo nel western, dove ha introdotto Cage e la sua contemporaneità, così. Poi è successo con Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, dove ha cambiato l'immaginario contemporaneamente del film di mafia, del film sul potere, no, del film sui criminali, no, che la prima volta, quei 2 minuti e mezzo iniziali di una musica grottesca, così, cosa che poi sarà portata avanti e prenderà appunto un'altra forma, diciamo, minimalista, per capirci, con I misteri del giardino di Compton House, così. Però l'origine di tutto quello sta in quel film. È uno che fa questo per 2 volte nella vita, per me, al di là, diciamo, dei successi, delle cose, dei mission, di tutto quello che è venuto, della musica bellissima, colta, diciamo, delle cose belle, tipo Una pura formalità, che è una partitura meravigliosa, proprio da sentire, non delle più facili. E aver fatto questo per me, in realtà è il sogno, veramente il sogno di ogni compositore. E c'è un'altra strana cosa, il fatto che mentre da un lato si esalta ieri proprio tutto questo, dall'altro, come dire, si mortificano i compositori per cinema. Comunque sono messi in condizioni produttive ormai che sono veramente e non parlo per me o da quei pochi, diciamo, fortunati che riescono ancora a lavorare su budget, su cose, non dico a pretenderli, ma magari a rinunciare a tanto del proprio per mantenere la qualità di un prodotto alto, perché poi non è un prodotto alla fine, è quello che rimane di te, no? Peraltro ne aveva parlato anche Morricone, no, di questo. Sì, lui era stato protagonista di questo scandalo con la Rai, di quello esatto. Ma alla fine succede, cioè, immaginate se questo è successo a lui, che comunque aveva un'abitudine diversa, e oggi trovare un editore già è una specie di miracolo. Beh, io fin da bambino ero appassionato di musica d'avanguardia, una cosa che tozzava con gli studi che facevo in conservatorio, che invece erano molto classici, no? Però il mio maestro mi diceva sempre: tu sei un ribelle, no? Perché ti piace la musica troppo contemporanea, vabbè. E l'essere appassionato di musica contemporanea già a 12 anni mi ha portato a conoscere un gruppo che è stato, come dire, per me illuminante, che era il gruppo di improvvisazione di Nuova Consonanza. Perché ascoltavo già Egisto Macchi, piuttosto che Angelisti. Esatto, e poi scopro Morricone che fa parte di questo gruppo con la tromba, no? E quindi mi appassiono ancora di più al post-Darmstadt, quindi alla musica intuitiva, alla concezione della musica moderna. E Morricone me lo ritrovo però poi in televisione con una colonna sonora che per me è stata sconvolgente, che era quella di Marco Polo di Montaldo. Fantastico quello che sì. Una colonna sonora incredibile, perché suonato con la viola solista di Dino Asciolla, qualcosa che mi ha mandato veramente fuori di testa. E quindi secondo grande incontro con Morricone. Conoscevo pochissimo il Morricone però cinematografico, e poi lo scopro un bel giorno, era nel 1984, che vado al cinema a vedere C'era una volta in America. Vi ricordate che si poteva entrare nel cinema con un unico biglietto e assistere anche alla proiezione? Allora, io mi sono visto le prime quasi 4 ore di film, dove sono rimasto completamente affascinato, e poi l'ho rivisto per ascoltare invece la colonna sonora, no? Quindi Morricone per me è il terzo maestro che non ho mai avuto fisicamente, ma che invece rappresenta, come dire, uno degli aspetti forse più importanti del mio studiare, del mio essere dentro certe cose. E pensare che, da quanto mi hai detto, insomma, il Morricone cinematografico l'hai conosciuto dopo, no? L'ho conosciuto dopo, sì, dopo. Sei partito da quello di Nuova Consonanza, normalmente è il contrario. Sì, infatti.
Ma era un bambino strano, eh. I miei genitori ogni tanto mi spiavano da dietro le porte e mi dicevano: ma sarà normale questo bambino? Perché a 10 anni tra Chelsea, Sciarrino, Evangelisti, no, insomma, qualcosa di strano effettivamente c'era. Effettivamente. Grazie Sì. Pericle. Grazie. Allora, ecco qui, è un ingegnere del suono, un fonico, Marco Streccioni. Ciao Marco. Ciao Marco, ciao Massimo. Ciao Marco. Perché poi lo sanno tutti che i fonici poi alla fine sono quelli che raccolgono le confidenze da vicino, vedono proprio, stanno proprio in pole position. Dici te qualche cosa, Marco, di un ricordo del maestro Morricone. Vi racconto il mio primo incontro con Morricone, 1980. Passavo dalla Sonic, allora Sonic, insieme a Franco Patrignani che aveva rilevato lo studio appunto da Morricone, Trovaioli, il famoso Ortofonic. Morricone l'avevo sentito perché insomma anche se nell'80 Morricone era già Morricone, e a un certo punto allo studio A c'era Sergio Marco Tulli, mitico, insomma ha registrato con Morricone tutto quello che c'era da registrare di film, e gli ho chiesto, dico: senti, ma ti posso venire a fare da assistente? Volevo cominciare a rubare l'orchestra, tutto quanto. Mi fa: vabbè, guarda, domani mattina viene Morricone, vieni qui, comincia a farmi l'assistente. Mi dice: ancora ci vediamo, viene alle 7:30. Dico: come alle 7:30? Io abituato a roba pop, cominciavamo alle 3, finivamo a mezzanotte, alle 2. Dice: no, perché noi il turno comincia alle 10, per Morricone alle 8 massimo, lui sta qua. Dico: vabbè. Arrivo lì alle 7 addirittura e gli ho cominciato a preparare lo studio, vabbè, e a un certo punto arriva Morricone alle 8, mi fa Sergio, dice: e questo chi è? Dice: questo è il nuovo tecnico che lavora, è venuto qui a lavorare con Franco Patrignani, ha chiesto se mi può fare l'assistente. Vabbè, così. Per cui il buongiorno si vede al mattino. Pronti via. Esatto, dico, ho detto: meno male, va, cominciamo in allegria. E c'era la nomea che Morricone in studio era insomma una persona non facile, insieme a Donaggio, l'altro era Ortolani, che erano i tre che ogni volta che si doveva lavorare con loro c'era il terrore. Lui nel lavoro, a parte privatamente, ma nel lavoro non lascia spazio a niente. Con lui l'importante era sul lavoro che tu gli davi la parte che a lui mancava. Era una macchina da guerra, per cui dovevi esattamente fare quello che dovevi fare, dovevi dire quello che dovevi dire, dovevi star zitto quello che dovevi star zitto. Poi nel tempo è nata logicamente confidenza, magari. Una confidenza, logicamente. Beh, dopo in 40 anni è nata. Io nell'80 era 5-6 anni che facevo questo lavoro e avevo lavorato esclusivamente con poppettari, per cui era molto diverso. Però mi ha dato un imprinting incredibile e ho continuato a fare lì per qualche anno, mentre continuavo a fare discografia, l'assistente a Sergio ogni volta che c'era Morricone, perché era una bellezza vederlo lavorare, vederlo lì, eccetera. A un certo punto ha detto: c'è da fare un film con Sergio Marco Tulli. Benissimo, ci sono 12 arpe. 12 arpe? Come 12 arpe? Si sono presentate in studio 12 arpe alle 10 di mattina. Sì. E il discorso dell'arpa, il discorso dei pedali, questo e quell'altro, per cui se la scrivi in una determinata maniera, l'arpa non è come il pianoforte che schiacci i tasti e suona. E ha fatto una composizione meravigliosa e ha fatto in modo che queste 12 arpe in quel pezzo non ci fosse un pedale da schiacciare. Sì, certo. Ma per che film questo? Per una colonna sonora o per un... Dunque, una colonna sonora non mi chiedere che film, perché sono passati qualche decennio, per cui vabbè. Mi ricordo uno nell'80 c'è stato in concomitanza con questa cosa, in America c'è stato il più grande sciopero dei musicisti della storia dei musicisti, per cui che è successo? Per circa un anno tutti i compositori non hanno potuto registrare in America le colonne sonore. Tutti i grossi sono venuti
a Roma a registrare, e Morricone, che comunque non si è mai spostato da Roma, ogni film americano diceva a americani, chi fosse, o lo registriamo qui a Roma o io non faccio le musiche. Gli americani hanno accettato, logicamente accettavano, e abbiamo registrato in streaming con gli americani, i produttori e regista che ascoltavano da Los Angeles. Volete sapere, volete capire o cercare di immaginare cosa vuol dire con la tecnologia dell'82 far sentire? Madonna. Esatto. E venne la team, la Telecom, non mi ricordo come si chiamava allora, a installare questi sistemi a 2 vie, perché poi doveva essere mandare e parlare, e mi ricordo soltanto che nell'82 questo sistema costava la produzione 260.000 lire al minuto. Guarda, io sono rimasto scioccato ad allora. Adesso se vado su internet e vedo quanti sono 260.000 lire di allora ad adesso al minuto, sono stati credo 4-5 giorni di registrazione. So soltanto che lui comunque aveva il potere contrattuale e potere artistico di poter pretenderlo. Per cui, e comunque parliamoci chiaro, adesso noi in Italia abbiamo delle signore orchestre. 40 anni fa c'era non una signora, avevamo vi dico soltanto che l'orchestra che veniva usata da Morricone era tutta la parte degli ottoni dell'orchestra della Rai di Roma, che come sapete bene era stata chiesta dalla Rai a Trovaglioli di formare l'orchestra di musica leggera, e Trovaglioli aveva messo Valdambrini, cioè ha messo, c'era una sezione fiati che una cosa meravigliosa, per cui c'era un'orchestra che veramente era strepitosa. Quindi andare anche all'estero, anche a Los Angeles, questo e quell'altro, non valeva la pena, non valeva la pena. Gli americani erano molto contenti anche di registrare a Roma, logicamente, perché Morricone, Roma, orchestra meravigliosa, che dire. Va bene, va bene. Marco, grazie tanto del tuo contributo, grazie mille. Noi ci vediamo tanto prestissimo. Senti, un'informazione al volo. Hai ricominciato a lavorare post lockdown? Vedi produzioni che si comincia a muovere qualche cosa? Guarda, per fortuna sì, molto lentamente, ma molto lentamente. Adesso quello che cominciamo, adesso ecco, proprio in questi giorni, abbiamo 3 film da fare che erano quelli che erano stati bloccati prima. Esatto. Uno di questi è anche messicano, perché non è che sono stati bloccati soltanto quelli italiani, sono stati bloccati per tutto il mondo. Certo. Quindi per il momento, ecco, stiamo finendo questi qui. Poi subito dopo c'era un altro con Pino Donaggio, che pure quello era stato fermato, e per fortuna mancavano poche riprese, sono riuscito a farle questi giorni con tutte le problematiche Covid. Però quello che so è che purtroppo ancora quello che è ripartito pochissimo, per cui quello che ci aspetterà per quanto riguarda noi che stiamo nell'ambiente, tecnici, musicisti, eccetera, da settembre sarà ancora più duro di adesso, perché sicuramente partiranno settembre-ottobre tutte le produzioni a rigirare. Per qualcosina, sì, anche io so che qualche cosina riparte a luglio, però qualche cosina. Bisogna scontare tutto il buco che c'è stato di produzione durante quei 3-4 mesi. Il problema reale delle produzioni che riprendono sul set non è tanto quello di riprendere con tutte le specifiche Covid, il distanziamento. Adesso non faranno più film d'amore, faranno film di battaglia, faranno monologhi, solo monologhi. Il problema grosso è che le produzioni per il momento non stanno trovando le compagnie assicurative che assicurino sul set tutti quanti. Sì, infatti questo io quando sento parlare, no, dice ma perché il calcio invece è ripartito? Perché il calcio ha un business tale per cui le assicurazioni se le possono permettere, mentre nel cinema non lo so quale produzioni si possono permettere. Sì, diciamo che il business del calcio è molto superiore a quello però è anche una cerchia molto più ristretta, se vogliamo, perché nel cinema ci sono centinaia e migliaia di maestranze che lavorano.
armiamoci di pazienza. Sì, di pazienza e positività. Sicuro quello, altrimenti arrivederci. Poi, Ma tu sei un esempio di positività, Marco, quindi proprio... Cioè, ecco. Continuiamo ad andare a testa bassa, per cui... Esatto, a testa bassa nel senso a ariete, no a testa bassa. No, ad ariete, a sfondare. Infatti. Vabbè. Ciao Marco, grazie. Ciao Marco. Un abbraccio a tutte e due, ciao a tutti, buona giornata. Ciao. Allora, rieccoci qui, molto bene. Beh, insomma, tutti i contributi, direi veramente contributi di cuore, senza mai scadere nella retorica, quindi io di questo direi, caro Massimo, che dobbiamo esserne felici. Io ringrazio ancora tutti quanti i protagonisti di questo speciale, dal primo all'ultimo. Facciamo i nomi, leggo la scaletta, se no non me li ricordo. Allora, te li dico io, vai. Che ho la memoria più fervida della tua. Allora, Pasquale Catalano, Pericle Odierna, Leandro Piccioni, e Pierluigi Pietroniro, Nello Salsa e Marco Streccioni. Quindi benissimo. Adesso però, prima di chiudere, diciamo anche noi quali sono i nostri ricordi, voglio dire, di Ennio Morricone. Dici il tuo, dai, dici il tuo. Allora, negli anni, con la rivista Colonne Sonore, abbiamo intervistato, abbiamo incontrato il maestro Morricone molteplici volte, e una in particolare ci è rimasta impressa da un punto di vista sia commovente che anche di grande partecipazione, perché realizzammo alla Casa del Cinema di Roma in Villa Borghese una festa in onore dell'Oscar alla carriera del febbraio 2007 e la redazione decise di Colonne Sonore di onorare il maestro Morricone con tutti gli invitati, compositori, registi, amici e parenti, raccontando le nomination all'Oscar che ha avuto negli anni. E in particolar modo per il film I giorni del cielo di Terence Malick, Morricone in maniera molto simpatica e sagace, come dicevi tu all'inizio di puntata, raccontò che Malick lo fece impazzire letteralmente, perché lui realizzò il tema principale prima per clarinetto e violino e glielo fece ascoltare, e Malick non rimase molto contento. Dice: ma perché non gli mettiamo un oboe a posto del clarinetto? Poi, che ne so, gli mettiamo una tromba a posto del violino. E Morricone fece tutte queste varianti e Malick non era mai soddisfatto. Alla fine Morricone, stanchissimo, decise di rifargli ascoltare la prima versione di questo tema, che era quella per clarinetto e violino, e Malick a quel punto disse, tra l'altro si parlavano tramite traduttore, perché è noto che Morricone non ha mai parlato una parola di inglese, quindi col traduttore gli disse: grazie Ennio, questo è il tema che volevo, la versione che volevo. E lui gli rispose: Terence, sei veramente un cacadubbi, proprio alla romana. E non so come lo tradusse il traduttore simultaneo. Credo sia intraducibile. Credo che sia intraducibile. Questo è un aneddoto meraviglioso, che è rimasto il Terence Malick cacadubbi. Quindi sarà conosciuto nel... invece Guarda, io chiuderei con... Io sono molto più veloce e basico, direi. Allora, io di tutte le volte che l'ho incontrato, diciamo che ahimè purtroppo non ci ho mai lavorato, lo incontravo però perché lavorava con un mio collega. Un giorno me lo sono ritrovato appunto nei vecchi studi di Medusa, dove non parlerò ovviamente di chi era parlerò del peccato ma non del peccatore, dove c'erano delle proiezioni di controllo, cioè dove si vedeva una serie, in questo caso televisiva, che si faceva. Uscì il regista alla fine di questa proiezione di controllo e chiese al maestro: maestro, ma con deferenza peraltro, maestro, ma su quella scena lì dove la musica va un po' lunga, la potrebbe accorciare così rientra a sync con la chiusura del montaggio? E lui rispose al regista: ma perché non cambi te la scena? Insomma, in sostanza ripeto, ha chiesto una cosa che un musicista purtroppo oggi non si può più permettere. Allora io direi, dopo aver ringraziato tutti quanti, io non lo so, se volevamo fare dei ricordi rispettosi ma con lo stesso tempo con un'aria scanzonata, forse
forse ci siamo riusciti, speriamo di esserci riusciti. Io ringrazio tutti quanti e ringrazio soprattutto il mio socio e compagno di avventure Massimo Privitera per, come al solito, il suo contributo preziosissimo. Ciao a tutti. Grazie Marco. Ciao.